Salve a tutti, l'approfondimento di oggi ha per ospite Maurizio Conte, l'assessore regionale all'ambiente. È un assessore strategico, il suo assessorato è estremamente importante perché insomma c'è molta carne al fuoco quando si parla di ambiente. Cominciamo a parlare del piano rifiuti e delle tariffe, ahimè, che tutti conoscono, che sono sempre più elevate nonostante si faccia sempre tanta raccolta differenziata, perché il Veneto è in testa alle classifiche per questo tipo di raccolta. Maurizio Conte, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, ci sono città dove si fa la raccolta differenziata porta a porta, città invece dove si fa la raccolta differenziata con cassonetti con le chiavi, insomma c'è una politica varia e c'è la corsa al cassonetto, anche sconfinando, no? Tra i comuni. Sì, è proprio questo l'obiettivo di un nuovo piano che è in fase di discussione in Veneto, un piano che guarda ai risultati, a quei risultati che hanno dimostrato che l'attenzione che hanno avuto in questi ultimi anni i cittadini per la raccolta differenziata è diventato elemento fondamentale anche della pianificazione, sia della raccolta ma soprattutto delle quantità smaltite. Un obiettivo che ha visto anche risultati importanti, arrivare al 75% di media, vuol dire sicuramente recuperare materia che prima era considerata appunto materia da buttare, invece che si trasforma in nuovi oggetti, in nuovi prodotti. E dall'altra parte guardare a quello che è soprattutto il sistema di smaltimento. Discarica zero vuol dire guardare meno possibile a quel rifiuto che viene buttato in maniera indistinta nella discarica, ma vuol dire soprattutto guardare anche al recupero energetico, e questo si può fare proprio anche con una raccolta ben definita che ti dia la possibilità di recuperare quell'energia che nel termovalorizzatore viene recuperata. Dall'altra parte è quello che è appunto anche la gestione che incide poi sulla tariffa, come è stato detto, e soprattutto anche nel sistema che viene usato. E purtroppo abbiamo un territorio molto vario, dalla montagna al mare, da territori fortemente urbanizzati, le grandi città che hanno più difficoltà nella raccolta porta a porta, in quello che appunto sono anche i comuni turistici che vedono proprio nella difficoltà nel convincere il turista che si può fare la raccolta differenziata, e quindi sistemi diversi che devono però essere integrati, soprattutto perché l'obiettivo è quello di mettere in rete un sistema veneto che non guarda più alle singole province, ma guarda alla necessità di garantire dalla montagna al mare, come abbiamo detto prima, quella raccolta e soprattutto uno smaltimento che ci permetta anche di un controllo ben definito. Ecco, ma come fare per mettere d'accordo tutti i comuni e decidere un criterio comune di raccolta? Beh, su questo si è lavorato in questi anni, soprattutto nella consapevolezza che mettere insieme le varie amministrazioni sindaci è fondamentale. Questo è stata anche un'evoluzione normativa. Noi abbiamo eliminato tanti ATO, ambiti territoriali, appunto gestiti dai sindaci, dall'aggregazione dei comuni, e l'obiettivo è quello di uniformarli. Abbiamo approvato per legge un unico ambito regionale con vari bacini di utenza. E proprio su questo, anche da quello che è l'affidamento della raccolta a quelli che sono gli obiettivi di valorizzazione anche degli impianti esistenti, non solo nell'ambito del rifiuto urbano, che grazie alla raccolta differenziata è sempre meno, ma dobbiamo investire anche su quello che può essere l'utilizzo, ad esempio, di rifiuti speciali che però sono assimilabili agli urbani, che molto spesso vengono gestiti da un mercato privatistico, per garantire che invece quel flusso di rifiuto, che è fondamentale poi per garantire anche la gestione e il ritorno degli investimenti proprio negli impianti di smaltimento pubblici, sia appunto un rifiuto che diventi anche un'opportunità economica. Ecco, ma c'è una data spartiacque dalla quale in poi tutti raccoglieranno i rifiuti allo stesso modo? Beh, l'obiettivo è quello di arrivare al 2020 con un piano che si sta approvando che metta il più possibile in equilibrio tutto il territorio veneto, e su questo anche in base a quelli che sono flussi di rifiuti che molto spesso hanno un impatto anche sul trasporto, perché l'abbiamo visto cosa vuol dire trasportare un rifiuto per le nostre strade, vuol dire anche inquinare, e questo sarà l'obiettivo di razionalizzare sia la gestione e il trasporto,
sia i costi della gestione stessa, Ecco, perché i costi. per arrivare appunto a una tariffa che sia equilibrata al reale servizio che viene dato in cittadino. Quindi c'è la possibilità che venga ridotta nel futuro la tariffa? Io credo che sia impossibile, anche se si dice. Soprattutto razionalizzarla, guardare i costi anche energetici, perché poi è un costo, razionalizzare anche le imprese che gestiscono il rifiuto. Molto spesso sono società i cui soci sono proprio i comuni. Molto spesso si vede appunto le ex municipalizzate che sono attive nel territorio. Ma noi dobbiamo essere competitivi anche in questo, magari in aggregazioni, perché molte realtà sono di piccole dimensioni, e non vorremmo che appunto arrivasse magari la multinazionale da fuori del nostro territorio veneto che occupi a gestire un servizio che comunque ha una redditività appunto imprenditoriale. Noi vorremmo appunto investire in quelle che sono le nostre imprese, che sono controllate molto spesso, ripeto, dai comuni, e che devono però anche a fare un salto di qualità e anche sotto l'aspetto imprenditoriale guardare a quella che è la gestione sicuramente più efficiente che magari certe imprese private possono avere. Bene, direi che abbiamo esaurito l'argomento, anche se ci sarebbe ancora molto da dire, ma insomma le cose importanti le abbiamo detto, il nostro tempo è scaduto su questo argomento, ma continuate a seguirci perché continueremo ancora a parlare di ambiente con Maurizio Conte. Grazie di essere con noi.